E bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'opinionista, firma della Verità e del Timone, volto televisivo, Fabio Dragoni, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Fabio? Buongiorno, mi sentite bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Perfetto. Bentornato su Radio Libertà. Grazie a voi. Allora diciamo che, oggi si imponeva questa nostra chiacchierata perché, diciamo siamo reduci da una settimana di, ordinaria isteria antitrampiana, anzi direi di straordinaria isteria, nel senso che il notiziario è stato così saliente, i dossier su cui diciamo Trump ha scompaginato le carte son stati così innumerevoli che anche l'isteria fisiologica è salita, di tono. La analizzeremo compiutamente insieme. Volevo partire con te però da due elementi di cronaca che rischiano di essere anche storici di stamattina. Uno, il fatto che Donald Trump ha diciamo spezzato l'asse franco-tedesco, no? Questo apparente dogma dell'assetto eurocratico, perché di fronte alla sua proposta di posticipare l'entrata in vigore dei dazi reciproci per trattare ulteriormente, la Germania si è dimostrata subito molto disponibile. Macron invece come dire, ha mostrato scetticismo e velleità diciamo di contrapposizioni all'America da un lato, dall'altro nelle stesse ore Trump ha anche annunciato la chiusura dell'accordo con la Cina. Allora, cosa sono questi due dossier? Cosa rappresentano, insomma? Allora, innanzitutto c'è un gustoso articolo ieri pubblicato dal Financial Times che merita secondo me di essere citato, dove si fa riferimento a delle pressioni, neanche fra virgolette, proprio pressioni, che il primo ministro tedesco Merz e le case automobilistiche tedesche avrebbero fatto sulla Commissione europea che sappiamo avere il mandato per trattare un accordo complessivo. Quindi questo ci fa anche capire che ci sono questi burocrati di cui non conosciamo il nome, che come un jukebox recepiscono tutte le indicazioni dei vari Stati membri. Immaginati te che razza di accordo potrà mai venire fuori su una cosa di questo genere. Quindi prima, cioè, una cosa è Trump che tratta con Starmer, Trump che tratta con Xi Jinping, una cosa è affidarsi a questo comitato di condominio, cioè ti lascio proprio immaginare, no, il papocchio. Però fammi la faccia stupita mentre te lo dico. La sto preparando. Ha riportato il Financial Times? Falla subito in anticipo sulla fiducia. Vado, l'ho fatta, Dice, l'ho fatta. Perfetto, dopo la vedrò. In cui praticamente la Germania dice: guardate, dovete trattare un accordo che escluda l'automobile da questo accordo. Quindi l'automobile deve essere fatta salva, al che pure i burocrati tedeschi hanno detto a Merz: ma voi siete pazzi, cioè non è che l'abbiamo detto noi, cioè, Trump ci ha messo nel mirino proprio per il settore automobilistico e voi pensate di fare una cosa di questo genere. Quindi questa è la prima considerazione. Quindi è evidente che ogni apertura eventuale di Trump dalla Germania può essere salutata con soddisfazione. Quanto a Macron, allora, rimettiamo in fila come si dice nelle puntate precedenti. Visto no, nelle serie ora va di moda prima partire nelle puntate precedenti e ti fanno vedere dei pezzi, delle immagini salienti da cui capisci. Allora, prende una cinquina da Brigitte Macron e vabbè, questa è una cosa di colore. Poi all'indomani del G7 Macron dice: salutiamo Trump che va a trattare il cessate il fuoco tra Iran e Israele, e Trump gli ha detto: tu non sai di che cosa parli, letteralmente. Sì. Non sai di che cosa, e abbiamo capito dopo qualche giorno il perché non sapesse di cosa parlava. Poi oggi per esempio viene fuori che
la Francia si oppone al Mercosur. Quindi in questo momento, se c'è un signore che è veramente isolato, siccome la retorica isolazionista di Meloni, isolata, apro una parentesi, perché la politica estera vive anche di queste immagini simboliche, alla cena di gala Giorgia Meloni era accanto a Donald Trump. Fine. Punto. Indubbiamente. Vorrà pur dire qualcosa. Di Macron non si hanno notizie. Quindi, detto tutto questo, non è che ci volesse molto aspettare l'asse franco-tedesco, e poteva farlo soltanto Donald Trump. Cioè, Donald Trump è riuscito a mettere fine, poi casomai ne parliamo, alla sua maniera, con qualche rischio, però ad una questione veramente, veramente complicata come quella israelo-iraniana, certo. Mettere fine magari non è la parola giusta, però diciamo gli ha dato una sterzata delle sue, quindi figurati se non mette in riga l'Europa, tant'è vero che poi Trump ha pubblicato questi SMS di Rutte, in cui praticamente avevamo Rutte modello Calboni con il mega direttore. È un gran presidente, è un gran direttore, è un gran direttore. e quindi alla fine è tutto meraviglioso. Quindi diciamo però che la dottrina Trump sta prendendo il sopravvento, e la dottrina Trump è stata efficacemente descritta da J.D. Vance, che è una figura veramente interessante, anche perché, apro un'ulteriore parentesi, avrai notato che nel corso di questi ultimi decenni nessuno si è mai filato dei vicepresidenti. Cioè, i vicepresidenti non hanno mai avuto un ruolo, no? Verissimo. Cioè, Kamala Harris, neppure con uno informissima come Biden, è riuscita ad avere un ruolo, no? Quindi giusto era Kamala Harris. Qual è la dottrina Trump? La chiamo dottrina. Dice 3 principi cardine: individuare l'interesse essenziale per la nazione statunitense, trattare in maniera determinata, infine usare la forza se necessario. Ecco, dopo questa settimana la dottrina Trump si è imposta in maniera... Uno la può pensare come vuole, ovviamente, ora poi parleremo anche dei cortocircuiti a sinistra, no? Però Trump, diciamola così, sta dettando legge. Ecco, e ci sta dicendo: guardate, io intanto ho fatto un accordo con il Regno Unito, ho fatto un accordo con la Cina, immaginatevi voi se non potrà imporre un accordo all'Unione Europea. E questo accordo passa anche dalle spese militari, perché dobbiamo essere onesti, lo abbiamo sempre detto e ripetiamolo: se gli Stati Uniti mettono al centro il tema del sbilancio commerciale dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, con l'Unione Europea che esporta molto di più rispetto a quanto importa, se gli Stati Uniti dicono va bene, mi sa che dovete comprare armi, bisogna andare a bussare all'industria statunitense, anche perché si è abbastanza capito che gli Stati Uniti, quando vogliono, dimostrano di avere una potenza tecnologica impareggiabile su tutti gli altri. Lo abbiamo visto nella questione iraniana. E quindi tutto passa da qui. Trump detta legge, poi vabbè, ci sono gli europeisti a pelo lungo, a pelo corto, a pelo riccio, a pelo liscio, che sono lì a dire sì, ma ora è il momento della svolta, ci vuole Europa. Io lo dico sempre, vorrei avere un centesimo, un michelino per ogni volta che sento dire l'Europa, e di fronte a un video non dico che sarei miliardario come Elon Musk, ma potrei tranquillamente campare di reddito. Ecco. Sì, indubbiamente, è una sorta di bivio eterno che non si concretizza mai, diciamo, bravo, sostanzialmente. Esatto, un bivio continuo. No, visto che tu giustamente mettevi sul tavolo la questione della NATO, cioè uno dei fronti su cui è andata in scena la disfatta del mainstream mi pare proprio la questione NATO, no? Perché da quando Trump si è reinstallato alla Casa Bianca
si sventolava lo spettro, il disimpegno americano, gli Stati Uniti ci abbandonano, tra l'altro ammettendo un parassitismo in senso tecnico, no? Per cui dobbiamo, come dire, a oltranza essere difesi dal contribuente americano. Lui poi ha ottenuto quello a cui mirano, credo, i presidenti americani da quando almeno è caduto il muro di Berlino, cioè un impegno molto maggiore degli alleati europei sulla NATO. Non mi pare, come dire, l'agenda di uno che vuole dismettere l'alleanza atlantica, cioè forse bisogna ripristinare un minimo di logica elementare, quantomeno, ecco. Ma direi che è stata rilanciata come mai prima, cioè quindi, anzi, a voler essere onesti, è stata un pensiero comune a tutti i presidenti degli Stati Uniti, cioè anche Eisenhower già all'epoca sosteneva come l'Europa di fatto sulla difesa agiva da scroccona, senza andare più nel recente passato, pensare a Barack Obama. Però anche qui bisogna essere, fra virgolette, onesti. Cioè, allora, gli Stati Uniti hanno un mappamondo, no? Ok? Allora, gli Stati Uniti non ritengono che Putin sia una minaccia esistenziale. Ok? Questa è la visione che c'è in questo momento alla Casa Bianca. Dal momento che ritengono che Putin non sia una minaccia esistenziale, lo mettono lì al primo punto. Secondo punto, gli Stati Uniti vorrebbero da sempre non occuparsi di Medio Oriente, ma sei costretto ad occuparti di Medio Oriente, perché è lì, diciamo, l'epicentro del mondo. E quindi gli Stati Uniti devono occuparsi di Medio Oriente. Infine, gli Stati Uniti vogliono quanto prima occuparsi dell'Indo-Pacifico, perché lì abbiamo una questione grossa come un elefante. Okay? C'è un'isola, Taiwan, che la Cina pretende essere una sua provincia. E siccome Taiwan è un concentrato di tecnologia, di libertà, diciamo è oggettivamente una sorta di Israele nell'Indo-Pacifico, gli Stati Uniti sanno che devono quanto prima arrivare lì e calmare le mire espansionistiche di Pechino, che fino ad oggi ha agito in maniera molto pragmatica. Però cioè, la Cina, se volesse tempo zero, potrebbe annettersi Taiwan veramente in pochi giorni. Sì. Questo significherebbe che praticamente buona parte della nostra manifattura che poggia sui chip e i microprocessori taiwanesi andrebbe in mano alla Cina. Quindi Trump vede un'Europa dove ci sta un 16% della popolazione mondiale, il 5%, il 6%, e in Europa però si spende il 50% del welfare mondiale. Quindi l'America dice: cara Europa, non hai una minaccia esistenziale, perché io non ritengo che Putin sia una minaccia esistenziale, lui vuole l'Ucraina che rimanga uno Stato cuscinetto. Come ebbe a dirmi un generale, molto lucidamente, dice: è un po' come se tu avessi, fra virgolette, una babysitter in casa, no? Dice, se tuo figlio sta male, non esci al cinema, non vai al teatro, non vai al ristorante. Però, se tuo figlio sta bene, alla babysitter cosa dici? Va bene, questo è il numero di telefono, mi raccomando, per qualsiasi cosa puoi gestirtela da sola. Ecco, cioè, gli Stati Uniti stanno sostanzialmente dicendo questo. E hai fatto bene a notare una cosa, cioè, gli Stati Uniti, cioè Trump non ha mai detto fine della NATO. Trump ha semplicemente detto: dovete metterci più soldi, che dal suo punto di vista è pienamente legittimo. E qual è la reazione dell'Unione Europea? Ah vabbè, hanno messo il broncio e dice: allora sai che c'è, ci facciamo l'esercito per conto nostro. Renditi conto te, cioè, che poi vorrebbe dire, perché gli unici che hanno la bomba atomica in Unione Europea sono la Francia, che noi dovremmo metterci nelle mani della Francia. Ecco, cioè, quindi immaginati te, senza minimamente considerare che la maggioranza degli stati non è d'accordo, la popolazione men che meno. Ecco, questo è il delirio. Però, diciamo, Trump sta lentamente, ma devo dire nell'ultima settimana è successa questa cosa,
incredibile, perché io l'ho paragonata subito alla bomba di Hiroshima, che purtroppo è stato un evento tragico, però la bomba nucleare ad Hiroshima ha di fatto segnato la fine della seconda guerra mondiale, cioè quell'evento tragico, drammatico, ha segnato la fine del conflitto ed è stato il messaggio inviato soprattutto alla Russia, cioè non era ancora finita la seconda guerra mondiale e già si profilava un duro braccio di ferro fra Stati Uniti. Ecco, l'attacco di Trump, che invece millimetricamente chirurgico, poi casomai ne possiamo parlare perché qui sono saltati i nervi alla sinistra, assolutamente, ha fatto riflettere tutti di dire, diciamo che stavolta Trump ha dimostrato che se si incazza gli Stati Uniti sono capaci di colpire e di fare male, non di impantanarsi, ma di colpire e di fare male. Questo è un tema su cui tutti devono riflettere, Putin, la Cina, chiunque deve riflettere, anche la stessa Israele, che senza gli Stati Uniti non avrebbe avuto la capacità di poter uscire da una situazione che anche per Israele rischiava di essere complicata, perché l'unica cosa che Israele non si poteva permettere è un eterno conflitto senza fine, anche perché in Israele sono 9 milioni e mezzo di persone, cioè gli iraniani sono 90 milioni, cioè, ecco, quindi Israele tutto può meno che permettersi una guerra senza fine. E quindi Trump effettivamente ha rimesso la Chiesa al centro del villaggio, come si suol dire. Sì, direi che una immagine efficace. Ci fermiamo solo 30 secondi, torniamo subito con Fabio Dragoni. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci tornati con Fabio Dragoni, opinionista, firma della Verità e del Timone. Visto che ci stavamo affacciando, no, sul dossier medio orientale, quello che dicevi mi ha fatto venire in mente un recente editoriale che ho letto di Victor Davis Hanson, che è un grande, diciamo, intellettuale conservatore americano, nonché un esperto di storia militare, il quale in sintesi ha scritto: guardate che non avete capito nulla, Trump sicuramente non è un interventista ideologico, ma non è neanche un isolazionista ideologico, diciamo che non è ideologico tout court. Davis Hanson dice è un nazionalista populista, ma nel senso americano, perché questa espressione in Europa viene anch'essa declinata, no, ideologicamente. Invece è un po' quello che dicevi tu, cioè individua l'interesse prioritario americano, che spesso a mio giudizio coincide ancora con quello occidentale, lo puntella contemplando anche la forza come estrema ratio. Allora, come dire, con l'operazione chirurgica ma devastante rispetto all'obiettivo in Iran, ha pensionato anche un certo, come dire, mondo maga un po' facilone che pensava che l'America non può occuparsi del mondo? Esattamente, ti dirò di più. In quei giorni drammatici in cui Trump veniva deriso, ora si prende 15 giorni, una cosa o un'altra, è emerso fortissimo questo dibattito interno al Partito Repubblicano. Da una parte c'erano i MAGA isolazionisti, perché l'isolazionismo negli Stati Uniti è sempre stata una tendenza di fondo forte. Soltanto con l'attacco a Pearl Harbor gli Stati Uniti si sono decisi ad entrare in guerra, perché se no gli Stati Uniti non volevano saperne di entrare in guerra. Assolutamente. Almeno l'opinione pubblica, parlo di opinione pubblica e di converso. Però avevamo un dibattito, Giovanni, facci caso, tutto interno al Partito Repubblicano. Cioè, da una parte avevamo i MAGA isolazionisti guidati da Tucker Carlson e Steve Bannon, in cui praticamente volevano dipingere uno come Ted Cruz come una sorta di neocon. Ora, secondo me è decisamente ingeneroso, voglio dire, dipingere Ted Cruz come una sorta di neocon. Sicuramente non è un MAGA della prima ora, ma Ted Cruz non è un esponente neocon. Quindi avevamo
un dibattito tutto interno al Partito Repubblicano fra i MAGA isolazionisti, una corrente più interventista, e Trump ha fatto la sintesi. Ecco, domanda, ma dov'era il Partito Democratico? Cioè, ti ha stupito o no il fatto che in questo dibattito americano che tutto il mondo ha visto, il Partito Democratico era completamente assente? E poi ti dici, ma dov'era il Partito Democratico? Te lo dico io dov'era il Partito Democratico. Era a preparare la grande operazione in New York. Cioè il Partito Democratico, assente completamente da questo dibattito, sperando che ci fosse una divisione, un po' come era anche successo con la lite fra Trump e Musk, no? Perché ci sono queste diverse anime, no? Ci sono i MAGA isolazionisti, ci sono i repubblicani più tradizionali, poi c'è la corrente libertaria hayekiana dello Stato minimo interpretato da Trump, ma poi alla fine è Trump che decide, e Trump è la perfetta sintesi di tutto questo. E il Partito Democratico era fuori, completamente fuori. E che spazi gli sono rimasti al Partito Democratico? Facci caso, Giovanni, il comunismo e l'islamismo. È incredibile, ma è così. Io sono rimasto basito, ero ieri ospite in trasmissione, una trasmissione a cui anche tu vai spesso sulla 7, Tagada, certo. E hanno fatto vedere uno spot di questo Mundami, ok? Cioè, io ti ho fatto vedere, sono rimasto letteralmente. Allora, c'erano musica araba, canzoni in arabo, e questa roba qui. E questo qui vuole fare dei supermercati gestiti dal comune, vuole praticamente mettere un tetto al prezzo degli affitti, che vuol dire uccidere definitivamente il mercato immobiliare, e dichiara guerra a Israele. È una sorta di melenchonizzazione, cioè il Partito Democratico cosa gli rimane? Il comunismo e l'islamismo. Diciamo che se l'avessero detto a John Fitzgerald Kennedy, che non è il mio idolo, però insomma era un'altra cosa, ecco. Direi, ma ti dirò di più, ma perché in Italia non è così per caso? Cioè, in Italia non è così per caso, cioè a sinistra fanno a gara a chi è più oltranzista a sinistra. Cioè, se ci fai caso, chi sono i tre player in questo momento dentro il centro-sinistra? La Schlein, AVS, i Verdi, Sinistra, Fratoianni, Bonelli, e Conte, che non perde occasione per far vedere che lui è più leader di Elly Schlein. Cioè, quindi cioè, si stanno rintanando piano piano in una nicchia che loro ritengono essere profittevole, magari lo sarà, ma in realtà si stanno scannando fra di loro. E poi dicono, ma a me ha colpito, Giovanni, la maniera entusiastica in cui parlano di questo candidato islamico oltranzista a New York, il Sole 24 Ore, questo Mdami parla il linguaggio dei giovani. Cioè non il manifesto, diciamo, il Sole 24 Ore. Esatto, Gianni Riotta è qualcosa di nuovo all'orizzonte, ma per dirti, no, oggi se te ti fai hai sicuramente già fatta una rapida rassegna dei giornali di oggi, è tutto un Trump da una parte e Khamenei dall'altra. Come dire, ma sono due pazzi, tutti e due, uno c'ha il turbante, uno c'ha la capella arancione, però più o meno questo sono. Cioè, addirittura Gad Lerner ha pubblicato un tweet in cui dice: quest'uomo, e c'è la foto di Khamenei, è sicuramente uno squilibrato, ma è più composto dell'altro. Cioè, veramente la sinistra rifatta da Khamenei. Quindi, sono scomparsi letteralmente dal dibattito e riaffiorano in questo modo, e io rimango basito. E qual è la narrazione? Anche qui il risultato, un riassunto delle puntate precedenti. All'inizio Trump che non vuole mettere fine alla NATO, Trump isolazionista, Trump che si prostra di fronte a tutti gli autocrati del mondo. Tanto è vero che hanno coniato anche un acronimo, TACO,
Meraviglioso. Always chickens out. Che è durato Trump una se la fa mezz'oretta, sempre diciamo. sotto. Che è durato una mezz'oretta poi. Esatto, poi succede l'incredibile, cioè Trump che sgancia quelle 12 bombe, ok, su Fordo. Fermi tutti. Trump è uno squilibrato, Trump è un guerrafondaio, maledetto, cioè Trump sta incendiando il mondo e quindi Trump. Allora siamo passati dall'isolazionista all'interventista più radicale. Poi, siccome Trump non ha raso al suolo nulla, ha fatto un attacco millimetricamente chirurgico contro un sito nucleare, quindi quando tutti quelli dicono dobbiamo farla finita con le armi nucleari, bene, il vostro idolo è Trump perché ha distrutto un sito nucleare, allora hanno detto no, non l'ha distrutto, operazione inutile. Cioè, siamo passati da Trump squilibrato novello Adolf Hitler a un'operazione sostanzialmente inutile. Cioè, capisci che non se ne viene a capo, cioè, non se ne viene. E quindi cosa rimane a questa sinistra? La melenchonizzazione, il partito islamico di massa, il partito comunista di massa, e concludo, l'argomentazione New York è la più grande comunità islamica del mondo occidentale. Mi verrebbe da dire grazie al cazzo, c'è anche la più grande comunità italo-americana, c'è anche la più grande comunità sino-americana, cioè anche ebraica, tra l'altro anche ebraica. A New York c'è, capito, irlandesi, tutto, cioè ci trovi lì, non a caso la chiamano la grande mela, no? Vabbè, quindi che ti devo dire? Ecco, tra l'altro forse c'è da dire che questo candidato che è, oltre a essere confessionalmente un musulmano sciita, ma è uno che riecheggia, diciamo, le parole d'ordine alla fine di Khamenei, perché è uno che fa una retorica anti-israeliana pesantemente in bilico sull'antisemitismo, cioè non è un musulmano, come dire, qualsiasi, è un musulmano estremista. Forse sarà il motivo per cui i repubblicani si riprendono New York per la prima volta dopo Rudy Giuliani. Io la voglio anche girare così, diciamo. Esattamente, ma il punto è proprio questo. Infatti c'era un sindaco Dem Adams di colore che era un sindaco molto pragmatico, che mi risulta che si ricandiderà come indipendente. Quindi, cioè, avevano un candidato teoricamente, se avessero voluto, spendibile, perché era un candidato pragmatico, attento alle questioni di sicurezza, però di colore. Mi sarei detto fai bingo, no? Era perfetto, certo. Perfetto. No, nulla, invece vanno oltre, dice no, dobbiamo metterla con il turbante, e poi ovviamente chi è che sponsorizza questo candidato? Un'altra fenomena che è la Cortez, no? La Ocasio-Cortez, che è una Kamala Harris solo un po' più giovane e ancora più carina, e quindi ti lascio immaginare. E poi l'altro fenomeno di Bernie Sanders, vero? Altro fenomeno pure lui, altro fenomeno. Ma quello che accade negli Stati Uniti poi accade da noi, e qui ti devo dire che in Italia, secondo me, noi siamo ancora forse più avanti in questo senso, e quindi in un certo senso, diciamo, questa è una polizza di sicurezza per Trump, ma ripeto, quello che mi lascia sorpreso è la grande visibilità che sta acquisendo un candidato come J.D. Vance, perché lo dicevo prima, i vicepresidenti americani, ma te ne ricordi uno? Cioè, voglio dire, cioè, Mike Pence, ti ricordi qualcosa di Mike Pence, che è stato il vicepresidente con Trump? Cioè, quindi o il vicepresidente diventa poi presidente e allora va bene. Invece J.D. Vance è riuscito ad acquisire, sta acquistando una visibilità con un soggettino come Trump, che non è proprio elementare. No, certo. Non è proprio la cosa più semplice del mondo ricavarsi uno spazio di visibilità e di autorevolezza con un soggettino come Trump accanto. Ecco, cioè, non è una passeggiata di salute, ecco, io la vedo così almeno. No, ma anzi ti seguo, e a me sembra, in alcuni momenti ho la sensazione che J.D. Vance sia un po' il sistematizzatore intellettuale del trumpismo, no?
Bravo. E su questo ti volevo anche chiedere se la, diciamo, politica industriale, che poi industriale è riduttivo, diciamo, l'ottica di Trump per cui bisogna riportare industria e economia reale in America, per capirla forse bisogna leggere Legge americana di J.D. Vance? Hai usato un termine esatto, sistematizzatore, cioè Trump mette a sistema ed elabora il pensiero di Trump e ne fa appunto una dottrina. Allora, si è molto ironizzato sul fatto, io non credo affatto che la globalizzazione sia finita. Quello che è finito è il globalismo, che è una cosa molto diversa. Certo. Perché la globalizzazione è una cosa, quindi che abbiamo delle catene lunghe, che abbiamo una specializzazione produttiva, è perfettamente normale. Tutto questo è perfettamente normale. Ciò che gli Stati Uniti però lamentano in questo momento sono l'attività della Cina e l'attività dell'Unione Europea, con un distinguo. Cioè gli Stati Uniti vedono giustamente nella Cina un competitor, perché la Cina ha la tecnologia, la Cina ha 1,4 miliardi di persone, la Cina è una potenza militare. Cioè, ecco perché gli Stati Uniti non sono preoccupati di Putin, sono preoccupati se Putin diventa vassallo della Cina, Certo. perché Putin ha tutto quello che la Cina non ha, cioè le materie prime. Quindi è questo il punto, cioè, quindi diventa un binomio micidiale Russia più Cina. In più, la metà degli studenti stranieri americani che studiano negli Stati Uniti sono cinesi o indiani. Quindi lo scenario è i cinesi che sono bravi, perché i cinesi sono intelligenti, cioè non è che sono degli stupidi. Questo è fuori dubbio. Cioè, al di là del fatto che copiano, ma sanno lavorare. Quindi abbiamo i cinesi che, diciamo, effettivamente succhiano in chiave di contrapposizione il meglio dell'Occidente. Cioè, non è che i cinesi non si integrano. Infatti se li vedi in Italia i cinesi, e questo è il segreto della convivenza, cioè i cinesi non li vedi, o meglio li vedi, ma sono molto, come posso dire, discreti e rispettosi. Cioè i cinesi hanno una concezione, del resto tutti i giorni mi raccontava il professor Masi dell'Università Bicocca, tutti i giorni che Dio mette in terra il bambino cinese va a scuola e gli fanno ripetere questa filastrocca: tu sei cinese e dominerai il mondo. Cioè, quindi questi cinesi crescono con il mito della Cina. La Cina è una grande corporation, il leader cinese è un po' l'amministratore delegato. Quando devono nominare un politico, cioè è come se facessero una selezione del personale, cioè è come se uno fa carriera, ruoli locali, poi sempre ruoli più importanti, magari un ruolo di amministratore locale piuttosto che di amministratore in un'azienda. Quindi siamo di fronte ad un competitor. Quindi cosa fa gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti dice: un momento, noi non possiamo fare della Cina la fabbrica del mondo. Quindi dobbiamo quantomeno dare una sterzata a questa tendenza. E questa è la prima considerazione. Poi c'è l'Unione Europea. Nel caso dell'Unione Europea il discorso è molto diverso. L'Unione Europea non è un competitor, avrebbe l'ambizione di essere competitor e ha già perso nella mente degli europeisti, però sostanzialmente l'Unione Europea ha manipolato il cambio. Ci senti, Fabio? Abbiamo perso un attimo Fabio Dragoni, che peraltro stava stanando un non detto fondamentale, cioè quello per cui l'Unione Europea, io credo che lui intendesse soprattutto Germania, nel rapporto commerciale con le altre realtà, Stati Uniti in primis, ha usufruito anzitutto del fatto di avere una moneta, l'euro, in quel caso più debole della moneta nazionale, cioè il marco. Credo che questa fosse una delle allusioni principali
a cui faceva riferimento Dragoni, che scusami, sei tornato con noi, Fabio, mi dicono dalla regia. Ecco, non so a che punto, perché io parlavo, non so a che punto. No, eravamo arrivati alla manipolazione del cambio, e credo che tu stessi per, come dire, tu stessi per citare, butto là una previsione, tu stavi per dire Germania, questa è la mia previsione, ma smentiscimi se non è... Ti piace vincere facile, ti piace vincere facile. L'euro altro non è che un marco svalutato. Questo ha consentito l'accumulazione di enormi surplus commerciali. Quindi la sintesi, come ha avuto modo di dire Bagnai, l'onorevole Bagnai, che credo sarà vostro ospite più tardi, è, cioè, gli Stati Uniti stanno dicendo sostanzialmente: ci avete fatto ingozzare di macchine tedesche e ora vi comprate un po' di carri armati americani. È una sintesi un po' brutale, un po', però rende sostanzialmente l'idea. Cioè, gli Stati Uniti sono il cliente del mondo, però a furia di essere il cliente del mondo non è che possono comprare qualsiasi cosa venga fatta all'estero. E quando si parla di armi, l'industria militare statunitense non è seconda a nessuno, che poi anche qui diamosela ad intendere, è vero, sicuramente è un problema, nel senso di dire: ma com'è che quando c'è da investire in armi i soldi si trovano? Sì, è vero, però l'Unione Europea, i paesi europei non hanno investito in tutti questi ultimi decenni. Primo. Secondo, gli investimenti militari hanno sempre un duplice utilizzo. Cioè, te ne dico una: questi maledetti aggeggi che abbiamo sempre in mano, che qui prendi, apri Google Map, apri Waze, ti portano ovunque. Il navigatore satellitare, per dirne una di N.000, è figlia degli investimenti nella difesa. Cioè, quindi anche su questo fatto bisogna un po' essere oggettivamente coerenti. Però ecco, Trump su questo punto ha gioco facile, e anche qui, diciamo, la sintesi è: del vertice NATO che cosa rimane? Meno Europa, più NATO, e anche un avvertimento a Putin, perché diciamo, Putin ha chiamato Trump e gli ha detto: ma vuoi che ti dia una mano con l'Iran? E lui gli ha risposto: no, mi devi dare una mano con la Russia. Ha detto Trump, come dire me la gestisco io. Con sintesi trampiana ha stanato. Tra l'altro mi sembra, correggimi se non la pensi così, che l'operazione su Fordow, che peraltro in queste ore il Pentagono ha dimostrato aver avuto un impatto devastante e essere frutto anche di anni di studio, è un messaggio anche a Putin, anche alla Cina, sulla intatta e impareggiabile capacità di deterrenza americana. Quindi insomma, altro che putiniano Trump, è ora anche di archiviare questa retorica sostanzialmente. Assolutamente. Guarda, io ho cercato un po' di documentarmi, perché è un tema chiaramente non semplice, provare a capire quanto efficace è stato l'attacco americano. Allora, io faccio queste riflessioni, Giovanni. Allora, gli Stati Uniti hanno 20 di queste bombe bunker buster. Sì. 20. Cioè sono missili che pesano 14 tonnellate, vengono lanciati da 12 chilometri di altezza, quindi quando arrivano a terra hanno già acquisito una forza, diciamo, cinetica, dal fatto che cadono dall'altro, enorme. Iniziano a scavare il cemento armato, la roccia, e possono arrivare da 40 a 60 metri, ok? E poi esplodono, perché dentro c'hanno 4 tonnellate, 3-4 tonnellate di esplosivo. Ora, seguimi. Gli americani hanno 20 di queste bombe bunker buster. 12 di queste 20 le hanno impiegate su Fordow. Seguimi. Nelle immagini satellitari si fa fatica a capire, perché quando fanno vedere le immagini satellitari del prima e del dopo non capisci. Cioè, una cosa è vedere una città distrutta, lì vedi, ti fanno vedere a malapena dei fori, ma ci sono 3-4 fori. Allora dove voglio arrivare, Giovanni? Cioè,
io penso, l'idea che mi sono fatto, diciamo, ascoltando anche esperti, è che hanno fatto cadere in sequenza questi ordigni, questi missili, ok? E quelli che sono arrivati dopo si sono infilati nella tana che era stata scavata da quelli prima. Quindi hanno trovato già la strada aperta. Quindi la mia personalissima convinzione, ma è una convinzione che trovo surrogata da tante cose, è che queste bombe non siano arrivate a 80-100 metri, ma possono essere arrivate anche a 200 metri sottoterra, proprio perché hanno concentrato 12 bombe in serie. Chiaro? In serie. Quindi lì è tutto distrutto, tutto. Qualcuno può dire, ma lo possono ricostruire, per carità. Vabbè, certo. Per carità, lo possono ricostruire, però io ti faccio una domanda. L'Iran ci ha messo 30 anni per fare quella roba, perché ha dovuto spendere, ha dovuto acquisire know-how. Aperta parentesi, sono stati eliminati 12-14 scienziati. Il capitale umano è fondamentale. Certo. Cioè, non è che ora il primo che passa, vieni, si riparte con il programma nucleare. Secondo, con che spirito l'Iran può immaginare di ricominciare un programma nucleare quando hai un soggetto come Israele supportato dagli Stati Uniti che in qualsiasi momento sono lì che ti stanno guardando e ti rifanno esattamente quello che ti hanno fatto prima. Cioè, quindi anche il regime iraniano ne è uscito collassato. E ti dirò di più. Le dichiarazioni con cui Khamenei dice abbiamo vinto, cioè io le saluto con grande soddisfazione, Giovanni, perché quello è il segnale che si sono arresi. Certo. Perché se volessero, se avessero, è il segnale con cui hanno smesso di alimentare per il momento una retorica bellicista. Cioè, se loro dicono abbiamo vinto, abbiamo vinto, basta, vuol dire che hanno dovuto accettare lo stato delle cose. Nel linguaggio di un regime totalitario vuol dire quello che hai detto tu, cioè basta. Certo. Esatto, cioè, mi sarei preoccupato del contrario. Mi sarei preoccupato se lui avesse detto ci hanno inferto una ferita atroce, dobbiamo... allora a quel punto mi sarei preoccupato. Ma se loro dicono abbiamo vinto, abbiamo messo in ginocchio benissimo, va bene, perfetto, è quello che ci vuole, cioè è esattamente quello che ci vuole. Qualcuno dice, giustamente, ma hanno spostato l'uranio. Ho capito, hanno spostato, ma ora... Allora, mi spiegava il generale Capitini in un'intervista pubblicata proprio lunedì che per fare un'arma atomica non basta l'uranio certo. arricchito. Cioè, quella è un primo passo, poi ti serve la tecnologia. Infatti lui diceva, la tesi di Capitini, che trovo molto convincente, e non è affatto un falco interventista Capitini, è uno che si fa delle domande, dice se hai l'uranio arricchito al 90%, e può essere che l'Iran fosse sulla strada per arrivare all'uranio al 90%, sei solo a un pezzo del percorso, cioè hai in mano una cosiddetta bomba rozza. Cioè, che fai con una bomba rozza? Cioè, gli americani quando l'hanno testata prima di sganciarla a Hiroshima l'hanno fatta esplodere nel deserto del Nuovo Messico. Ma la porti lì, la lasci lì, vai via, la fai esplodere e vedi l'effetto che fa. Cioè, l'Iran deve avere delle tecnologie militari per prendere questa roba, caricarla sul missile, ci vuole un vettore per un missile, cioè quelle bombe, per dire, che ha sganciato gli Stati Uniti, potevano essere portate solo da dei bombardieri B-2. Dei B-2, certo. Esatto, cioè, quindi su questo punto io non ho dubbi, ma proprio nessun dubbio, ma proprio per queste considerazioni che la capacità atomica dell'Iran è stata veramente distrutta, ma veramente ed è, distrutta. possiamo come dire, certificare che è una buona notizia per tutti gli uomini liberi, ecco, questo lo possiamo certificare. Direi di sì. Qualcuno ieri mi diceva, ma questo è quello che dice il Mossad. Ok, bene, allora, mettiamola così. Da una parte abbiamo il Mossad, da una parte abbiamo Khamenei,
diamo il beneficio della retorica ad entrambi, certo. Di chi ti fidi di più? La risposta è nella domanda. Io andrei avanti a approfondire, purtroppo abbiamo finito il tempo, però ti ringrazio molto per questa chiacchierata. Grazie a voi, è sempre un piacere stare su Radio Libertà. Un abbraccio. A presto Fabio, buon lavoro.